Buon pomeriggio, ben trovati. Sicilia 24 Focus. È uno di quegli approfondimenti che amerei non fare, così un po' come tutti i miei colleghi, così come tutti i giornalisti che si ritrovano a raccontare di morti bianche. Per questo appunto il Focus di oggi è particolarmente spiacevole e doloroso, perché ci rendiamo conto che quell'obiettivo zero morti sul lavoro è davvero una chimera, è una utopia. Ne parliamo oggi anche alla luce della recente tragedia di Casteldaccia, con gli ospiti che hanno accettato il mio invito. In studio con me saluto l'ingegnere Antonio Leonardi. Buon pomeriggio, direttore del Dipartimento Prevenzione dell'ASP di Catania. E buon pomeriggio anche a Bruno Giordano, magistrato di Cassazione, che è in collegamento in questo momento con noi da Siena. Grazie, ha lasciato dei lavori importanti che lo vedono impegnato sul fronte proprio delle argomentazioni legate agli infortuni sul lavoro, alle morti sul lavoro, e quindi insomma abbiamo rubato questo tempo, grazie ancora. E poi Luisella Lionti, segretario generale Will Sicilia. Buon pomeriggio a Luisella Lionti. Abbiamo raccontato delle tante manifestazioni dei sindacati in questo periodo, direi forse una ogni 3-4 giorni, non lo so, cioè siamo riusciti a cogliere il dolore, la voglia di dire basta dei sindacati in alcune occasioni separati, ma sempre più uniti, perché di fronte alle morti sul lavoro non ci sono bandiere, non ci sono colori, ci dovrebbe essere l'intenzione di dire basta sempre. Allora a tutti voi chiederò subito dopo questo filmato che riassume la situazione a Casteldaccia un'opinione su quello che è accaduto. Vediamo il servizio. C'è il primo indagato nell'inchiesta sulla morte dei 5 operai uccisi dal gas sprigionato dai liquami mentre lavoravano alla rete fognaria di Casteldaccia lunedì scorso. Si tratta di Nicolò Di Salvo, il titolare della ditta Quadrifoglio Group, l'impresa che aveva le opere in subappalto. L'accusa è di omicidio colposo plurimo. Si tratta del co-titolare dell'azienda, il suo socio Epifanio Alsazio è stata la prima vittima di quella tragedia. L'uomo avrebbe ricevuto nella serata di ieri l'avviso di garanzia, ma si tratta di un atto dovuto perché possa nominare un medico legale di fiducia che parteciperà all'autopsia sulle vittime che si svolgono a partire da oggi. Al momento dunque Nicolò Di Salvo, che deve rispondere delle misure di sicurezza di cui aveva dotato gli operai, sarebbe l'unico indagato. L'inchiesta è stata delegata dal procuratore di Termini Imerese Ambrogio Cartosio alla PM Elvira Cuti. L'autopsia, a cui oggi partecipano anche i consulenti dei familiari delle 5 vittime, viene eseguita all'Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Palermo dalla dottoressa Stefania Zerbo. Intanto i titolari delle 2 imprese finite nell'occhio del ciclone si tengono lontani dai microfoni e dai riflettori. Oltre Di Salvo, ciò vale anche per Giovanni Anselmo, amministratore unico della Tech Infrastrutture SRL di San Civirello, titolare dell'appalto che aveva poi subappaltato le opere di Casteldaccia alla Quadrifoglio Group. Resta sotto sequestro sia l'impianto di sollevamento che la sede della stessa Quadrifoglio a Partinico. E resta riservata anche la prognosi per il 6° operaio coinvolto nell'incidente. C'è la riserva sulla vita per l'uomo ricoverato in rianimazione al Policlinico, poco distante da dove si stanno svolgendo le autopsie dei suoi colleghi. L'azienda ospedaliera universitaria smentisce categoricamente le notizie diffuse nelle ultime ore di un risveglio dal coma del paziente, le cui condizioni permangono estremamente critiche. Ecco, questa è la situazione sia dal punto di vista delle indagini, dei provvedimenti, ma anche la situazione che riguarda appunto le persone che non ci sono più e chi sta lottando per la vita. In un giro di interventi, partendo dal dottore Giordano, vorrei sapere un'opinione su questa ennesima vicenda. Ma io evito di entrare nel merito delle attività di indagine che si stanno svolgendo, è ovvio. Sicuramente la realtà che è stata mostrata da questa ulteriore strage sul lavoro è quella della assoluta mancanza di prevenzione e soprattutto dell'assenza della possibilità stessa di reagire alla mancanza di prevenzione. Questi operai, guidati dallo stesso loro datore di lavoro, hanno trovato la morte evidentemente perché non avevano nemmeno coscienza del rischio a cui andavano incontro, ivi compreso lo stesso titolare dell'impresa, quindi il loro datore di lavoro. Evidentemente egli stesso non era capace di capire qual era il rischio che stava vivendo
egli stesso stava facendo subire ai suoi collaboratori. Certamente la Sicilia non aveva bisogno di questo ulteriore strage, di questo ulteriore bilancio negativo. Sappiamo benissimo che la situazione degli ispettori del lavoro in Sicilia è critica, fortemente fallimentare, perché il numero e purtroppo le ASL, come sa bene il dottor Leonardi, meriterebbero molto più forze, molte più risorse, perché la Sicilia è una regione con una ampissima criticità sul lavoro, non soltanto sul piano della sicurezza, ma anche sul piano della regolarità del lavoro, cioè del cosiddetto lavoro nero. Il lavoro nero, credo che insomma non stiamo dicendo, non è un dettaglio, no? Questo non è un dettaglio, questo è un problema gravissimo, importantissimo, che certamente incide, perché laddove c'è lavoro nero, dove c'è irregolarità, l'irregolarità è a tutto tondo. Volevo sentire la Lionti su questo tema e poi andiamo in studio. Non sentiamo Luisella Lionti, non la sentiamo. Mi sentite? Adesso sì, segretaria. Esattamente come diceva il magistrato, il lavoro nero, noi praticamente contiamo quelli che vediamo, perché tantissimi lavoratori finiscono direttamente all'obitorio perché non possono denunciare l'incidente. Quello che è successo qualche giorno fa è gravissimo, perché continuiamo purtroppo a contare i morti. Ripeto, tra l'altro condivido, occorre prevenzione, bisogna individuare tutti quelli che sono i fattori di rischio, formare i lavoratori, perché i lavoratori debbono assolutamente pretendere la formazione e riconoscere tutti i dispositivi che gli possono salvare la vita, e inoltre il controllo degli ispettori, che quello poi è fondamentale. Noi rivendichiamo che venga ampliata la pianta organica, perché occorre che qualcuno vigili e controlli. Ecco, ma chi ha fatto, cioè voi avete chiesto delle cose, no? Lo fate sempre e sembra questa cosa come se cadesse nel vuoto, no? Sembra come un grido che cade nel vuoto. Possiamo per favore dire chi deve raccogliere questo grido, che cosa deve fare, come si deve comportare? Sì, ieri siamo stati appunto ricevuti dal prefetto, dove abbiamo avuto massima apertura. Oggi abbiamo ricevuto finalmente la convocazione da parte del presidente Schifani, presso l'assessorato, quindi saremo l'assessorato lavoro, per la costituzione finalmente di un tavolo permanente di salute e sicurezza. Quindi, questo per noi si comincia a parlarne. Mi perdoni, quindi questa è una notizia, cioè voi avete ricevuto una convocazione dal Presidente della Regione per l'istituzione di un tavolo permanente, che è quello che voi chiedevate. Esatto, noi chiediamo, perché quando si parla di salute bisogna farlo tutti insieme, non esistono parti sociali o istituzioni. È quello che dicevamo. Allora, dottore Leonardi, ingegnere Leonardi, la prevenzione. Io chiedevo prima di iniziare, ma in questa vicenda di Casteldaccia, naturalmente prego i miei ospiti di intervenire qualora avessero ovviamente voglia di aggiungere qualcosa. Io vi vedo e quindi sono in grado di capire se volete aggiungere qualcosa. È stata più come dire, disattenzione rispetto alle norme, rispetto alle regole, o è stata la assoluta non conoscenza delle regole? Questi signori mi risulta che non avessero con sé nemmeno il rilevatore, il normale rilevatore dei gas. Ecco, secondo il vostro giudizio, in queste vicende o in vicende come queste, perché l'ha detto bene Bruno Giordano, ci sono vicende di stragi sul lavoro, da Brandizzo fino a tutti gli altri casi, che sono uniti da un filo che può essere la disattenzione, il menefreghismo, ma anche la non conoscenza. Qual è il suo giudizio?
Allora, come spesso avviene quando avvengono questi incidenti sul lavoro, entrambe le variabili entrano in gioco, cioè certamente una non conoscenza delle regole e dei processi e delle procedure e una mancata applicazione della norma. In questo caso devo dire quello che, senza entrare appunto nel dettaglio poi dell'indagine che è in corso, che i colleghi stanno effettuando, quello che appare immediatamente la mancanza totale di procedure di sicurezza, di dispositivi di protezione individuale che vanno utilizzati in questo caso e che tra l'altro sono previsti da una norma specifica, perché oltre al decreto 81, il testo unico noto a tutti, per la sicurezza dei lavori negli ambienti confinati c'è un decreto 177 del 2011, quindi abbastanza vecchio, che prevede tutta una serie di procedure, tutta una serie di dispositivi che vanno utilizzati, individuali, tra cui anche quei segnalatori ottico-acustici a cui lei faceva riferimento, che serve per nei casi di esalazione di gas tossici che a volte, o di sostanze tossiche che a volte sono inodore e incolore e quindi non vengono neanche percepite dall'uomo. Quindi quello che traspare sicuramente è questa poca conoscenza, poca attuazione delle regole e anche poca conoscenza. Per fare questo tipo di lavoro, tra l'altro, la norma prevede obbligatoriamente una formazione che questi lavoratori avrebbero dovuto avere, non sappiamo se ce l'hanno o no, però questo è anche un altro punto dolente, credo, dell'attuale sistema normativo nazionale, cioè gli obblighi formativi sono tantissimi ormai, sono tanti decreti che prevedono una serie di produzione di attestati che spesso diventano una produzione di pezzi di carta di attestato che deve servire per evitare la sanzione dell'organo di vigilanza, ma dietro spesso poi non c'è non riesce a incidere sul cambiamento dei processi, dei comportamenti, delle procedure e così via. Su quello bisogna lavorare, cioè sull'efficienza e l'efficacia della formazione. Io chiedo al dottore Giordano, ma voglio dire, perché abbiamo così poca sensibilità, così poca capacità di capire quanto sia importante osservare la sicurezza sul lavoro? È sempre un problema economico. Molto spesso sento i sindacati dire è la catena dei subappalti per cui tutto pesa e cade sulle spalle dei lavoratori, è sempre un problema di soldi o è proprio una mancanza di cultura della sicurezza, dottore Giordano? No, io su questo non sono d'accordo, perché si fa spesso riferimento alla cultura della sicurezza. In Italia noi abbiamo la cultura della sicurezza, ce l'abbiamo nelle università dove si insegna questa materia, ci sono diverse facoltà di ingegneria che hanno questi corsi di laurea specializzati, ci sono eserciti di giuristi, di consulenti tecnici, di periti, di imprenditori che investono quotidianamente. Il tema non è quello della cultura della sicurezza, ne abbiamo da vendere e non siamo secondi a nessun paese in Europa. Il problema è che trasferire la cultura nelle attività lavorative è un costo, sarebbe meglio considerarlo un investimento, ma fino a quando si considera la sicurezza un costo, addirittura un lusso di cui fare a meno, perché il profitto prevalga invece sul diritto alla vita, sul diritto all'incolumità, sul diritto al benessere, noi non raggiungeremo mai questo risultato. Inoltre la dimostrazione di questo, ha ragione l'ingegnere Leonardi che parla di una infinità di normative sulla formazione, questo è vero, ma è anche vero purtroppo che c'è un mercato degli attestati falsi in materia di formazione. Questo bisogna denunciarlo, io lo dico da diversi anni, ma non sono l'unico. È una cosa notoria, quindi una cosa è avere le norme sulla carta, una cosa è avere la possibilità di applicarle e di farle rispettare, perché dove non riusciamo a far applicare le norme, e purtroppo ce ne abbiamo anche troppe, che ormai debordano semplicemente in una sicurezza cartolare, cioè la burocrazia nelle aziende, di cui giustamente molti imprenditori sono ormai stanchi. L'ultima puntata di questo è appunto la patente appunti, voglio riferire, io mi trovo qui a Siena
in una assise scientifica, tecnica molto importante, il parere negativo, totalmente negativo su questa idea del governo di produrre una patente a punti è unanime. Lo spieghiamo, cioè l'imprenditore ha come una patente, no? Perché quando si guida vengono defalcati i punti da questa patente qualora si verifichino incidenti, morti e così, no? Cioè andiamo a defalcare i punteggi. Sì, però il meccanismo è simile a quello della patente per la circolazione stradale, ma è diverso, perché qui non c'è una concessione di una patente, quindi di un'autorizzazione prima di intraprendere un'impresa edile o di lavorare comunque in un cantiere edile. Qui c'è una autocertificazione da produrre prima del 1° ottobre all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, il quale poi, senza un limite di tempo, perché questo non è stato previsto, concederà questa patente. Nel frattempo le imprese giustamente potranno continuare a lavorare. Quindi che cosa cambia? È semplicemente un altro foglio di carta, un'autocertificazione prima del 1° ottobre 2024 che poi riceverà questo attestato che comunque è successivo. Ma in tutti i casi la patente, che sottrae dei punti anche per il lavoro, da cui si sottraggono i punti anche per lavoro nero o per degli infortuni sul lavoro, dovrà aspettare una sentenza che passerà in giudicato. Quindi fra 7, 8, 10 anni ci sarà finalmente la prima sottrazione di punti da questa patente che partirebbe il 1° ottobre. Ma questa è una presa in giro davanti alle bare degli operai che stiamo accompagnando a decine ogni settimana. Questa è una critica che io mi sento di sottoscrivere e che rappresento a nome di decine e decine di giuristi, di tecnici, di operatori e anche di imprenditori, perché non fa altro che gravare sulla burocrazia e non ottenere un effetto di prevenzione. Toglie i punti dopo molti anni che si verifica un incidente sul lavoro. Noi abbiamo bisogno di salvare le persone prima, non di sanzionare l'impresa qualche anno dopo. Volevo sentire anche Luisella Lionti su questo tema. Sono assolutamente d'accordo di nuovo con il dottore Giordano, perché comunque la vita di un lavoratore non è un punto in meno in una patente, significa veramente parlare del nulla. La patente magari appunti potrebbe servire per la prevenzione, cioè tutte quelle aziende che vengono trovate senza dispositivi magari ma di fronte a un incidente dopo e soprattutto dopo una morte bisogna che queste aziende, queste imprese chiudano, perché non è possibile che noi continuiamo a parlare di morti sul lavoro. Bisogna sanzionare chi sbaglia e premiare invece chi è virtuoso e chi osserva le regole. Ecco, io sono alla presenza di persone che si occupano del tema da sempre, il sindacato da una parte, l'ingegnere dall'altra, che tra l'altro è certamente l'anima di questo volumetto che viene complicato far vedere al nostro pubblico a casa, ma è stato recentemente mostrato agli alunni delle scuole superiori per un'iniziativa dell'ASP di Catania, il piano nazionale della prevenzione, piano regionale della prevenzione appunto sul lavoro, perché appunto c'è la possibilità di sensibilizzare i giovani. Credo che forse sia, e su questo immagino siate tutti d'accordo, un obbligo di sensibilizzare verso una tematica di questo genere. Ingegnere. Sì, sicuramente se vogliamo incidere forse significativamente sull'abbattimento degli infortuni della malattia professionale, almeno nei prossimi anni, lo diciamo tutti, dobbiamo partire dai banchi di scuola, inevitabilmente, che è uno strumento tra tutti quelli che sono stati detti oggi. Sicuramente quando noi abbiamo fatto il nostro percorso scolastico e anche universitario non ho mai sentito parlare di sicurezza sul lavoro. Adesso è vero che lo diceva il dottore Giordano, nelle università ci sono già degli insegnamenti eccetera. Nelle scuole c'è qualche spiraglio, ma non c'è ancora un vero e proprio insegnamento, ma poi soprattutto bisogna utilizzare delle modalità
delle tecnologie diverse per poter far sì che i ragazzi possano apprendere la sicurezza e la possano considerare non noiosa, perché una delle criticità che spesso ci vengono mosse anche da chi partecipa ai corsi è che la formazione è noiosa, non esiste la formazione noiosa, esistono i formatori noiosi o i formatori non competenti, non di qualità. Noi in questo progetto, che brevemente noi abbiamo utilizzato dei video, dei brani letterari, delle poesie, abbiamo fatto una ricerca della letteratura e cerchiamo di diffondere questi, diciamo, germogli di sicurezza, questi valori della sicurezza con queste metodologie che possono far sì che quando il ragazzo a 15, 16 anni, 17 anni sta costituendo il suo bagaglio valoriale ci sia anche il valore della salute e sicurezza propria e altrui quando entrerà nel mercato del lavoro. Ecco. Certamente questo è uno strumento. Mi allaccio solamente per dire che condivido diverse delle criticità che diceva il dottore Giordano sul discorso anche della patente a punti e soprattutto sulla applicabilità, perché se il primo punto verrà tolto a sentenza passata in giudicato se ne parlerà fra una decina d'anni circa. Ecco, ma siamo sempre là, dottore Giordano, non me ne voglia quando io ho parlato di cultura della sicurezza, no? È che forse allora a questo punto dovremmo utilizzare la parola scala di valori, perché la scala di valori è molto importante, cioè se lei dice abbiamo grande cultura nel nostro paese, ma poi l'imprenditore risparmia sul tema dei corsi per la sicurezza, come la dobbiamo chiamare questa cosa? Si chiama Costituzione della Repubblica Italiana, la cui democrazia è fondata sul lavoro. Dice l'articolo 1. I valori ce li abbiamo già scritti da oltre 70 anni. Il problema è realizzarli e soprattutto farli rispettare. Vorrei aggiungere una cosa che è la risposta che mi sento di darle, che attiene proprio all'uguaglianza. A morire sono sempre gli operai. Non si muore nei consigli di amministrazione, certo. Non si muore nelle stanze dei bottoni. È questo che rende questo tema ancora più importante per la società, per i sindacati, per le parti sociali. E vorrei dire, a scanso di equivoci, anche se non soprattutto per le imprese, perché quando c'è un infortunio sul lavoro di qualsiasi tipo, ad essere danneggiate non soltanto l'infortunato, ma la sua famiglia, i figli, i coniugi, i parenti, i genitori, ma anche la stessa impresa. Io celebro processi in questa materia da oltre 33 anni. Credo di aver visto in udienza purtroppo migliaia di datori di lavoro. Non ho mai visto uno contento di finire sotto processo. È il primo a pentirsi di quello che era la sua stessa decisione, la sua stessa gestione. Allora capire, come ha detto prima la segretaria del sindacato, che siamo tutti insieme in questa guerra civile è già un passo avanti. Purtroppo temo che molte istituzioni, in questo caso dico chiaramente, mi riferisco anche alla Regione Sicilia, non abbiano questa consapevolezza e questo atteggiamento. Bene, allora ne parli. Bene, no, si fa per dire, ovviamente era semplicemente per dire che ci fermiamo per un minuto e torniamo per l'ultima parte con un altro giro di opinioni. A tra poco.